Allora, ciao Beniamino, questa mattina ci leggiamo un po' di articoli, di titoli di giornali. Vediamo un po'. Ti sento un po' giù di voce, Andrea, buongiorno. Aspetta che prendo un po' una bottiglietta d'acqua. Sì, sì, sì. Intanto saluto gli amici di Chioggia Azzurra. Questo appuntamento per noi alla mattina molto presto e poi registrato e messo in onda da Andrea Comparato sulla rassegna stampa della giornata. E quindi Andrea, ho cercato di riempire i buchi della tua, il bello della diretta, anche se siamo registrati. La diretta la faremo, vediamo se riusciamo a farla. Allora, beh, insomma, praticamente la notizia del giorno è ovviamente il nuovo DPCM che ieri appunto c'è stata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte. In pratica ci sono il divieto di spostamenti tra una regione e l'altra, anche per le seconde case, dal 25-26 gennaio e dal 1° gennaio anche da un comune all'altro, praticamente. Resta appunto il coprifuoco dalle 22 e per il Capodanno dalle 22 alle 7. Ovviamente sempre a parte il lavoro e necessità, quindi se uno deve recarsi per assistenza agli autosufficienti ovviamente lo può fare in pratica, no? E i rientri all'estero per il turismo dovranno mettersi in quarantena, in pratica, impianti sciistici chiusi da domani fino al 6 gennaio, crociere sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio. Insomma, praticamente c'è un ulteriore giro di vite appunto per cercare di fermare questa pandemia. Berlusconi cosa dice? Berlusconi si dovrebbe chiedere a lui cosa dice. Per quanto mi riguarda, credo che l'attenzione a questo fenomeno che ormai conosciamo benissimo, che ormai ci fa compagnia da quasi un anno qui in Italia, eh, ci deve indicare a essere molto prudenti, a stare riguardati e non sottovalutare, anche perché abbiamo visto che le morti sono legate alla gravità dei contagi. I contagi è quella curva che ci indicano sempre in tutte le salse, da tutte le parti, quando ci devono dare i dati giornalieri, settimanali o periodici del fenomeno. Da lì il governo se ne esce sempre ormai con un provvedimento ogni 10 giorni, ogni mese e quindi continua. Non capisco perché, al di là delle cose serie che ci sono nel decreto, cioè quello di cercare di limitare il contagio, ci siano anche provvedimenti da un lato che non servono a niente e dall'altro invece che trattano in maniera iniqua magari categorie economiche e quindi non si capisce perché ci sia il mercato rionale quando magari poi non si acconsente di tenere aperti i bar dopo le 18 e altre magari condizioni in cui si può lavorare per dei certi settori e certi altri no. Non so, i fiori e le piante possono essere, i vivai o comunque quei grossi centri floristici possono essere tenuti aperti, mentre invece altri negozi no. Vabbè, ma al di là di questo nessuno mai ce l'ha spiegato bene e ci tocca accettarlo così com'è. Ma tra l'altro anche quella stupidaggine che hanno detto che bisogna anticipare la messa di mezzanotte alle 10, alle 9, perché io credo che se una parrocchia per il periodo di Covid che stiamo vivendo viene limitata nella presenza, quindi magari invece di 1000 stanno in 100, e che vadano a mezzanotte, che vadano alle 10, sempre 100 persone si muoveranno per andare da casa fino alla parrocchia. Quindi non capisco questa voglia di anticipare la messa di Natale, che si poteva per quella il giorno del 25, il 24 notte, dare la possibilità che il coprifuoco finisse all'una e quindi a mezzanotte tutti a casa, insomma all'una tutti a casa e secondo me non cambiava niente. E l'altro invece gli spostamenti tra comuni, cosa veramente assurda. Cioè io abito a Milano, che ha, o a Roma, che è ancora più vasta come territorio, eh, e non posso muovermi magari tra due comuni limitrofi che hanno 1000 abitanti l'uno. Cioè,
non mi posso spostare di 100 metri perché vado nell'altro comune, ma mi posso spostare di 50 chilometri perché attraverso Roma. E allora io dico, si doveva dire di stare nel raggio del territorio di abitazione di 50 chilometri, che valesse per tutti, perché comunque uno può avere i genitori, può avere i figli, può avere altre cose da curare. Anche la seconda casa, anche quello mi dispiace che l'abbiano messo come provvedimento, perché comunque se uno ha una seconda casa in montagna, al mare, piuttosto che in città, io credo che sia sbagliato dire non muoverti, perché se poi permette comunque di fare tutto il resto, vedo che ci sono due pesi e due misure nel trattare l'argomento del DPCM. Non so se mi sono spiegato bene su come la penso su questo di DPCM. Comunque non volevo, come si può dire, dare l'impressione di sottovalutare questo Covid, questo contagio e le morti che ci sono. Massimo rispetto, anzi continuiamo a fare i bravi, a indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento sociale, tutto quello che serve, però alcune cose non mi sono piaciute, non le ho capite di cosa mi combina Conte con la sua task force da 450 elementi o 300 quanti sono, super pagati per fare poi queste stupidaggini, insomma, secondo me. Allora, Andrea, no, allora giustamente tu dici la tua opinione. penso così. Allora, credo che sia noto che io non sono mai stato un elettore né dei 5 Stelle né del Partito Democratico, lo dico col massimo rispetto perché non ho nessuna avversione verso, diciamo, le varie forze politiche, a parte qualcuno che ma non sto neanche a citare. Cioè, in questo momento la pandemia, i problemi ci sono, diciamo, sono noti non solo a Venezia, non solo nella nostra regione, non solo in Italia, ma dappertutto. Prima stavo guardando nella stampa, stavo guardando sia, diciamo, il New York Times parlava che anche la California sta inasprendo le misure per cercare di fermare questa pandemia. Credo che non sia facile, cioè l'obiettivo del governo è quello di cercare, non voglio difendere il governo per carità, però penso che siano tutte, diciamo, misure che cercano di limitare gli spostamenti. E non è facile, certo, anche io trovo qualche, diciamo, perplessità nel fatto che sono consentiti, per esempio, i mercati rionali, dove per forza di cose un minimo di assembramento c'è, mentre effettivamente i bar. Però il problema è sempre questo, che se chiudi completamente diciamo hai una certa misura, però scattano immediatamente tutti i vari problemi, le conseguenze economiche di chi chiude completamente. E se chiudi parzialmente, come mi sembra che stiano cercando di fare, diciamo limiti comunque gli spostamenti, però l'economia non rimane del tutto ferma. Onestamente credo che chiunque ci fosse stato al governo in questo momento tante scelte non le aveva, non lo so, penso che cambiando un attimo l'argomento, ma rimanendo sempre a tema, ieri al mercato del giovedì abbiamo fatto una piccola inchiesta parlando del vaccino, no? Adesso Londra pare addirittura in Inghilterra che già da lunedì inizieranno la vaccinazione È con vero, si è sentito. loro, anzi Boris si è un po' anche vantato del fatto che è uscito dall'Unione Europea e così a mani libere. In realtà è una boutade politica, perché anche prima l'Inghilterra, cioè Aveva un grado era di dentro l'Unione Europea, autonomia. ma per certe cose non era dentro, in pratica era, diciamo, era già allora mezza dentro, mezza fuori. Vedi la moneta, usavano ancora la sterlina, allora mica l'euro. Ma non solo quello, anche altre Sì, cose. no, per dirne una. Certo, una molto importante, ma loro comunque da lunedì, sembra già, insomma, da pochissimo, inizieranno con la vaccinazione in pratica, no? Mentre sia in America che in Europa stanno aspettando appunto il via libera dei rispettivi enti sanitari praticamente, no? La domanda che facevamo ieri al mercato era ma se da lunedì ci fosse il vaccino, tu te lo faresti? E Beniamino Boscolo, cittadino semplice, non diciamo esponente Certo. politico,
Cosa ne dici? Tu, se lunedì ci fosse il vaccino anti-Covid, lo andresti a fare? Io lascerei prima il posto ai miei figli e ai miei genitori anziani e poi, se fosse il caso, lo farei anch'io. Io mi sento forte, comunque sono prudente, eh, capisco anche la gravità di sto Covid, ma fino adesso io ho continuato a lavorare, anche se abbiamo limitato i contagi. Ho cercato di fare una vita più normale possibile rispettando quelle che sono poi le leggi dei DPCM piuttosto che di altro e non mi è successo niente. Adesso per un po' di raffreddore, che sia grave, Ti no, consiglio di fare la doccia fredda. Fai la doccia fredda. Io l'ho fatta perché la prima doccia 3 fredda? minuti, vedrai che ti passa tutto. Ti passa tutto, sì. No, un po' di raffreddore, sul serio, però al di là di questo io dico non sono contro i vaccini, non me ne sono mai fatti io per influenza, eccetera, perché cerco sempre di cercare che i miei anticorpi reagiscono da soli, però se me lo dovessero consigliare i medici che per la situazione di malattia che posso contagiare nel tipo di lavoro che faccio, nel tipo di vita che faccio, me lo farei subito. Insomma, io non sono contro i vaccini, ti dico, non li ho mai fatti perché non ho mai Perché sentito purtroppo, l'esigenza e la necessità. scusa se ti interrompo, purtroppo Sì. invece ieri tanti, Mm, allora o dovevano ancora valutare, perché ancora non si sa di questo vaccino, quando sarà disponibile, le modalità di somministrazione e tutto il resto, ma molti dicono, beh, ma io aspetterei un po', voglio vedere gli altri in pratica, no? E ieri sul Corriere della Sera c'era un lungo articolo di un eminente, diciamo, medico, adesso non ricordo il nome, ma comunque un professore forte che tra l'altro è membro di tanti, diciamo, associazioni mediche importanti come l'Accademia dei Lincei di Roma, ma anche molte altre, adesso non ricordo il nome in questo momento, ma riferendosi al, diciamo, al vaccino, era più preoccupato sia per l'organizzazione della distribuzione, che non sarà facile a certo. seconda del tipo di vaccino, perché sappiamo che c'è il vaccino della Pfizer che deve essere mantenuto a meno 80 gradi, quindi richiede uno sforzo logistico non da poco, ma anche dice un investimento sulla comunicazione, perché se non si farà un investimento sulla comunicazione, perché la gente adesso onestamente non sa niente, poi c'è stata qualche uscita improvvida, a mio avviso molto improvvida, per esempio di Criscenti, l'altro virologo che ha cominciato a dire no, ma prima io devo avere i dati, se no non me lo faccio, eccetera. Per carità, l'ha detto in buona fede, ma questo ha creato veramente una preoccupazione perché se la gente non si farà il vaccino, praticamente, continueremo a rimanere nella stessa situazione. Praticamente continueremo a avere un lockdown prolungato. E intanto che il vaccino se lo facciano i lavoratori che operano nel settore della sanità e che sono in prima linea, come lo sono anche ovviamente le forze dell'ordine, ma piuttosto anche tutti quei lavori che stanno continuamente aperti e che lavorano tutti i giorni e che magari sono soggetti anche a dei veloci mini assembramenti, come possono essere i supermercati o altre situazioni. Forse loro dovrebbero avere la precedenza, soprattutto se sono di una certa età, di una certa debolezza salutare e che quindi sono soggetti più a rischio. Io non, eh, per carità, i Novax piuttosto che i Provax, io non sono né a favore né contro, io dico se una cosa serve, io quando ero piccolo mia mamma mi ha portato a fare i vaccini, quando tutti siamo stati piccoli abbiamo portati anche abbiamo fatto i vaccini, ma abbiamo portato anche i nostri figli a vaccinarsi su quelle malattie che sono ormai state debellate magari, quindi vuol dire che i vaccini fanno anche bene. Poi se le catene farmaceutiche sanitarie che producono queste medicine, questi vaccini, eh, non consentono una somministrazione corretta, mi spiego, se il vaccino della Pfizer, o come si chiama, come si pronuncia anzi, deve essere a meno 80 gradi, e se poi un distributore, mi ricordo un servizio delle Iene che parlava di distributori di medicine per le farmacie che non usavano i furgoncini refrigeranti o riscaldanti e poi le lasciavano alla sera
parcheggiati con le medicine a bordo e hanno fatto un servizio che le medicine arrivavano rovinate e quindi non avevano più l'effetto al 100%. Voglio dire, se poi nella normale distribuzione delle medicine e quindi del vaccino non si seguono i protocolli in maniera ortodossa e corretta, per forza poi non funzionano le cose in Italia, aggiungo. E per quanto riguarda se fa bene o se fa male, l'autismo, dicono un sacco di cose in Novax. Io non saprei cosa dire perché comunque non sono né medico né uno studioso del caso, ma neanche loro secondo me lo sono, quindi non li prendo in considerazione. Senti, tornando alla cronaca locale, sia il Gazzettino che la Nuova Sì, Venezia dedicano molto spazio al discorso diciamo, che l'Europa boccia ancora le concessioni, cioè praticamente c'è una seconda procedura di infrazione aperta contro l'Italia dalla Commissione europea per i mancati adempimenti in tema di direttiva Bolkestein. E in pratica, secondo l'Unione Europea, non si fa abbastanza per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni degli operatori turistici. Hai avuto modo di leggere questo articolo? sì. Quello del Gazzettino sono riuscito a leggerlo velocemente questa mattina. Va detto una cosa, va detta, noi diamo sempre principalmente colpa all'Europa, però dobbiamo sapere che quando esce una direttiva, il governo italiano si deve adeguare facendo dei provvedimenti. Adesso parliamo di un governo, quello attuale, che è in carica, mi pare, da quasi 3 anni, se non mi sbaglio, che se ne esce sempre con questi provvedimenti una volta alla settimana, una volta al giorno, come dicevamo prima, una volta ogni, insomma, non riesce a seguire il discorso del... Ma non è solo questo governo, anche gli altri, per carità, non sono riusciti a fare una legge e farsela approvare dall'Europa per dire quali sono le regole dettate, ma tutto questo va a scapito degli imprenditori che insistono sul demanio, nel senso che quando vi è incertezza dell'investimento che si opera, che già investire sul demanio è da pazzi, perché comunque poi vengono tutti i beni fissi che vengono investiti, quindi tu fai un progetto, spendi un sacco di soldi, costruisci, poi tutto quanto viene incamerato dallo Stato. Una volta che viene incamerato dallo Stato, questo aumenta anche il canone di concessione, perché poi non darà più con i valori euro metro quadro, ma andrà con i valori di mercato, quindi 10 euro metro quadro, cioè si decuplicano poi quelle che sono le tasse per i beni incamerati dello Stato, fissi, dico fissi ma sono di difficile rimozione, ma alla fine sono un po' fissi perché uno che fa un investimento del genere non lo sposta più. Questo volevo dire che diventa difficile per l'imprenditore che vuole spendere ulteriori soldi, investire, fare bello e dare più servizi alla comunità, perché comunque è sempre più stretto quel senso di incertezza dell'investimento da porre. Noi sappiamo che un imprenditore quando fa un investimento deve avere un ritorno, magari nel tempo, graduato, a rate, insomma, ma deve guadagnare per ritornare dell'investimento e in più avere il suo guadagno. Se un domani viene messo a rischio questo concetto, non c'è più l'impresa. Non c'è più l'impresa perché il rischio è troppo alto e l'incertezza è dietro la porta. Quindi se ogni volta che il governo non fa dei provvedimenti che vengono puntualmente bocciati dall'Europa, vuol dire che c'è una incompetenza da parte di chi ci amministra a Roma, almeno su questo frangente del demanio, perché comunque ricordiamoci, vedendo la nostra spiaggia, che anche non c'è mai stata, anzi, quindi parliamo del passato, non c'è mai stata una norma che regolasse il demanio uguale per tutti. Vediamo come viene gestita la spiaggia a Chioggia, sottomarina, vediamo come viene gestita invece, per dire, a Jesolo piuttosto che a San Michele al Tagliamento. Cioè, se si va se si va in queste spiagge si vedrà che la gestione del demanio viene fatta in maniera totalmente diversa, gli investimenti sul demanio vengono fatti in maniera totalmente diversa. E per dire 3 spiagge del litorale veneziano, se andiamo in Toscana piuttosto che al sud, la cambia anche il meccanismo del pagamento del canone, come viene pagato, eccetera. Quindi veramente due
come si può dire, due pesi e 100.000 misure italiane sul demanio. E questa è una cosa veramente assurda. Ecco, mi permetto di, vorrei che, perché diciamo adesso noi conosciamo un po' il meccanismo, perché insomma sono anni che seguiamo le problematiche degli operatori, tu da amministratore, io ormai così per la comunicazione, ma anche siamo stati insieme quasi 10 anni Sì, insieme in Consiglio Comunale. vero. Ecco, allora, la cosa che non si capisce dell'Unione Europea, onestamente, dopo lasciamo stare che i provvedimenti europei non è che nascono dal giorno alla mattina, hanno uno strascico di anni, non si capisce perché tutti i governi che ci sono preceduti non sono intervenuti su questa cosa. Allora, secondo l'Unione Europea non c'è, diciamo, la libera concorrenza viene ostacolata dal fatto che, secondo loro, da quello che si capisce, si dovrebbero mettere all'asta ogni 3 minuti, la dico in maniera così, le concessioni balneari. Ma ed è giusto che ci sia la libera concorrenza, non ci può essere nel mercato qualcuno che ha, diciamo, dei vantaggi rispetto ad altri. Ma c'è da dire che diciamo, uno stabilimento balneare, un campeggio, non è che vive la giornata, deve fare degli investimenti, cioè quindi deve cercare di migliorare la struttura ed è tutto un meccanismo che oltre, diciamo, a farlo per un interesse personale, crea economia. Cioè il campeggio o lo stabilimento balneare che ogni anno investe sullo stabilimento, rendendolo più sicuro, rendendolo più bello, rendendolo più praticabile dai turisti, oltre a creare un indotto per chi va a lavorare per questo investimento, chi per il condizionamento, chi per la tenda, chi per la cabina, chi per tutto il resto in pratica, oltretutto ci sono i dipendenti, quindi crea un'economia che altrimenti se un operatore non avesse la sicurezza di poter investire non investirebbe, quindi ci sarebbe un calo drastico dell'occupazione e dell'economia. Quindi il governo italiano fino adesso, insomma, con le varie spinte, tra cui appunto anche le spinte del governo regionale di centrodestra, ha sempre fatto in modo che in percentuale a chi investe, se uno investe 200.000 euro sul proprio stabilimento, è giusto che la concessione gli possa essere, diciamo, rinnovata per un certo numero di anni, in modo tale che ci sia la sicurezza. E evidentemente questo meccanismo all'Unione Europea, per motivi che onestamente anche economici non sono chiari, perché non è che se domani mattina lo stabilimento viene messo all'asta immediatamente c'è la sicurezza che un altro venga a acquistarla, insomma. Beh, questa è la No, anzi, situazione. bisogna dire che è un tipo di attività che lavora magari per 6 mesi, ma che paga le tasse per tutto l'anno. Quindi comunque non c'è nessun tipo di sconto agli imprenditori del demanio. Non pensiamo, e non è più la sabbia, non è più l'oro grigio come si diceva negli anni 90, 80, quando sono iniziati i primi investimenti negli anni 90 di adeguamento all'HCCP e quindi hanno fatto una serie, avendo anche per i più bravi una progettazione europea per avere i finanziamenti, ma grossi investimenti fatti che hanno trasformato i chioschi in veri e propri stabilimenti balneari. Quindi questi, oltre a investire molto sullo Stato, perché poi lo Stato si incamera i beni, pagano le tasse tutto l'anno. Per dire, l'immobile che viene acquisito dallo Stato ha un doppio proprietario, quindi l'ICI, l'IMU sugli immobili vengono scorporati la proprietà quando fa comodo allo Stato e va fatta pagare all'imprenditore e quindi la proprietà rimane dello Stato ma l'IMU lo paga l'imprenditore. Questo è una cosa fortissima da parte dello Stato per non perdere soldi, eppure però poi scaduta la concessione il bene rimane dallo Stato, non te lo puoi portare via. C'è da dire però che chi fa questa scelta imprenditoriale sa già che ce l'ha in concessione. Sì, Cioè, sì, 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 sa sì. bene che un conto è comprare un capannone, diventarne proprietario facendo un mutuo, e sa bene invece che quella concessione non è la proprietà, c'è la concessione. Questo qua e c'è il rischio sempre che la concessione possa essere revocata per motivi maggiori. Questo, Certo, diciamo, certo. fa parte, diciamo, dell'aspetto delle varie attività economiche. C'è chi
è come quello che prende un bar in affitto, sa che l'affitto durerà per un certo numero di anni, diciamo così. Ed è Però qui la grande intuizione dei nostri amministratori regionali, che quando hanno modificato la legge sul turismo introducendo gli investimenti sul demanio, hanno legato la durata della concessione all'importo di investimento realizzato per trasformare la concessione da sessennale a una concessione pluriennale, cioè fino a 20 anni di investimento. Questo per garantire l'ammortamento dell'investimento fatto. E questa legge, non so se sia stata impugnata dal governo o no, non mi ricordo, ma comunque è ancora vigente e nessuno l'ha mai data in infrazione. Quindi io consiglierei ai 5 Stelle e PD di chiamare Zaia a insegnare un po' con il proprio staff come gestire il demanio, che qua nel Veneto funziona rispetto alle altre regioni, siamo competitivi e forti. è vero, è vero, è vero. Io chiuderei questa rassegna stampa, questa rassegna, sì, con un piccolo Delle tema che mi è notizie. venuto ieri sera sulla Chioggia Azzurra, per quanto riguarda, diciamo, le critiche, a mio avviso, molto spesso molto superficiali, mi limito a dire molto superficiali, rivolte alle forze dell'ordine. E cioè ieri è successo che praticamente su uno dei post che abbiamo pubblicato di quello scapestrato che si chiama Tiziano Salvagno, detto il Postin, che sta facendo veramente Così, un sì, sacco di sì. danni nella città. Che brutto, letto, veramente, guarda, C'è sono stato basito. una persona, un ragazzo, che è venuto fuori con la sua perla di saggezza, criticando le forze dell'ordine, perché secondo lui basta seguirlo, prendere questo, metterlo in gattabuia e quindi è risolto il problema in pratica, no? Allora, devo dire la verità, mi sono un po' infastidito, forse è stata una giornata un po' di tensione per me, e lo dico, gli ho dato dell'imbecille, proprio senza tanti... Di solito non sono così, diciamo, estremo nei commenti. Esagerato, Non, non sei non così esagerato. non intervengo spesso nei commenti, anzi, non intervengo, anzi, molto spesso non leggo neanche quello che scrivono perché non ho il tempo. Arrivano a volte centinaia di commenti, oltre alla Sì, pagina di Chioggia Azzurra abbiamo la pagina di Venezia, la pagina di Cavarzere, la pagina di Mira, il sì, Polesine. sì, sì. Onestamente, devo dire la verità, non leggo tutti i commenti. Questo qua mi ha dato un po' abbastanza fastidio, perché vorrei ricordare che innanzitutto le forze dell'ordine erano già in difficoltà prima del Covid a risolvere tutti i servizi, perché tutte le forze dell'ordine, dai carabinieri ma soprattutto la Polizia di Stato e la Polizia locale, è ampiamente sotto organico. Lasciamo perdere perché sono sotto organico, per chi la colpa, comunque in questo momento sono ampiamente sotto organico. In più, con tutta la problematica del Covid, ovviamente i servizi in realtà sono aumentati, ci sono più difficoltà, come ci sono difficoltà in tutti gli altri settori, anche No, ma è chiaro, è chiaro. in più anche la polizia non è che è immune dal Covid, anche lì abbiamo avuto persone che sono in quarantena, per fortuna, senza essere stati contagiati, e persone che sono state contagiate, che sono rimaste a casa e per fortuna hanno avuto, diciamo, qualche malessere per qualche giorno, ma per fortuna, da quel che so io, diciamo, sono guariti completamente, addirittura qualcuno è tornato in servizio. Quindi già inoltre le forze dell'ordine non hanno il potere di prendere, per fortuna, Io perché sono la in uno legge, stato cioè non è che possono prendere uno e di di loro diritto. prendere e metterlo in galera. Purtroppo, o per fortuna, ci sono delle leggi, quindi questa persona è stata già denunciata più volte, ci vuole un provvedimento del tribunale che dica: questo qui ormai ne fa di tutti i colori, mettiamolo dentro oppure troviamo una struttura. E sappiamo cosa ne face. Quindi andare a offendere, andare a insinuare che, diciamo, le forze dell'ordine non sono all'altezza, onestamente mi ha dato molto fastidio, e a questo ho dato dell'imbecille. Poi la conferma che è un imbecille l'ho avuta ulteriormente, perché addirittura poi mi ha telefonato più Ah, volte in pratica, e c'è stato anche un altro scambio. Io gli ho confermato che gli do dell'imbecille e lo dico anche pubblicamente, se andate in commenti c'è il nome. Ecco, mi rivolgo alle persone di buon senso cercando di farvi capire che ci vuole un po' di pazienza per tutto. Stiamo passando una situazione estremamente difficile, quindi uffici comunali, non parliamo dell'ospedale, tutto diciamo, è rallentato ed è in difficoltà, quindi dobbiamo armarci di pazienza e sperare che questo periodo passerà senz'altro, però insomma
Tu come la pensi, al di là della, diciamo, della battuta un po' cruda che ho rivolto a questo imbecille? Allora, visto che siamo fuori tempo massimo, io direi che con capacità di sintesi riassumo con una frase di un noto politico americano che diceva ai propri concittadini: non chiedete cosa l'America può fare per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per l'America. Ecco, con lo stesso concetto io dico ai cittadini, invece di andare su Facebook a lamentarvi cosa dovrebbero fare gli altri, quando vedete una cosa che non funziona, ci sono tutti gli estremi, tutte le leggi per comportarsi in una certa maniera e segnalare, verificare senza farsi giustizia da sé. Non è che intendo questo, dico se vedete qualcosa che non funziona, ad esempio qualcuno che getta del materiale pericoloso fuori dal bidone, invece di andare su Facebook a scrivere ho visto, guardate le foto, eccetera, prendete e denunciatelo. Se c'è Prendete giù la una... targa, prendete giù la Sì, targa. esatto. Se vedete per strada una vecchietta che deve attraversare la strada, invece di dire ah, nessuno l'ha accompagnata, adesso faccio una battuta, ma No, per ma è vero, è vero, essere è vero, è troppo vero, è grande. vero. Invece di dire nessuno l'accompagna, che vergogna, città, sempre i soliti, sei tu ad accompagnare, dopo puoi lamentarti dello stesso e dire che l'hai accompagnata tu, ma se tu non fai il primo gesto, se nessuno di noi fa il primo gesto e la sommatoria di tutti i gesti che possiamo fare, sicuramente migliora questa città, questo paese bellissimo. Grazie a tutti, adesso devo andare anch'io come Andrea, quindi saluto i nostri fans di Chioggia Azzurra e soprattutto saluto Andrea che mi vuole tanto bene. Ciao Andrea. Certo. Ciao Cristian, un abbraccio, buona Ciao a continuazione. tutti, Ciao caro, grazie. grazie. Ciao, ciao, Buona ciao. giornata. Ciao a te.